Ma ciao! Ciao! Sembri quasi caduta dal bianco telone di un cinema o da un noto giornale che parla di pubblicità. Io per starti vicino ho dovuto cambiare pellicola, ma ti arrabbi dicendo che sono il tuo tipo a metà. È una magica storia d'amore, con gli occhiali da sole dai vetri un po' fotocromatici e il vestito che fascia quel fisico quasi da star. La bellezza ti fa diventare ogni tanto antipatica. Sarà l'aria dativa che in fondo sta bene anche a me. È una magica storia d'amore con te. Alpina! Male, 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 me fai male, tu mi stracci come fosse lui un mare senza pagine a colori. Non devo leggere, sono sicuro che me metta a chiagnere. Se non te vegherà da sera, mare, 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 chiara, chiara, dillo fuori. Ma non serve un dottore, me l'amore, me fai male, fa prestarci da me. Non me va bene, come brutta vita senza te. Qualche volta mi dici che sono un po' troppo retorico, che il mio modo di fare si adatta per caso con te. E parlando d'amore diventi anche più problematico. Sarà questo che in fondo ti fa litigare con me. È una magica storia d'amore con te. Tutti! Male, 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 me fai male, tu mi stracci come fosse lui un male senza pagine a colori. Non me vuoi leggere, sono sicuro che me metta a chiagnere.
vedere, non mi fare immaginare, non mi fare immaginare quanto è brutta la vita senza te Martina, ciao! Buonasera a tutti e benvenuti in Casa Peiretti. 348 80 40 254 è il numero per i loro messaggi, quindi fotografie, non è difficile, fotografie, saluti, richieste musicali, e questa sera ce ne saranno tante richieste, sì, andiamo a spoilerare. Non ho più l'età per fare il pirla sul palco, non ce la faccio, cioè, una volta saltavo e ballavo per 2 ore, adesso faccio 4 minuti, la durata della canzone, e ho il fiacurt, sai il fiacurt, il fiatone. Ho capito. L'hai capito. Andiamo bene. un po' l'ase dopo nella pubblicità. Grazie. Ragazzi, mi raccomando, vogliamo ricevere tanti messaggi questa sera. Tra un po' giocheremo con il nostro super giochino, perché abbiamo una scaletta pazzesca. Abbiamo le vostre richieste, come i pinguini tattici, come con me, Mengoni, Alfa. Cioè sarà una grande puntata questa sera. Ma adesso, mia cara Martina, io mi accomodo qui, perché tu mi porti all'interno di un mondo musicale che a me piace tantissimo, perché considero lei una di quelle cantanti che arrivano non solo con la loro musica, non solo con la loro bellezza, con la loro voce, ma arrivano con il loro modo di fare, proprio nel cuore, nell'anima delle persone. E questo brano ha fatto, diciamo che è quello che ha aperto la sua grande carriera. Lei è Anna Tatangelo con Ragazza di periferia. Martina Lubelli. Tu sei andato via da un po', hai deciso che non era giusto amarsi più. Le mani sul viso cercano una forza che non ho, vorrei morire subito. Così non sarà giusto mai così. L'alba che verrà, un nuovo amore non avrà. Il cuore fa male, batte un po' più lento dentro me, poca abitudine di sentirmi liberare. E con te ho speso tutta la mia età, cosa ne farò di quelle frasi scritte sul telefono? Stiamo noi la vita che fa vivere nel cuore questo amore incancellabile. Cosa ne farò? Le rileggerò per poi pensare che te sarà un messaggio resterà, ma la verità è solo una ferita dentro l'anima che si riaprirà tutte le volte che i pensieri danno scene irripetibili. La tua bugia a una ragazza di periferia. E tu, ragazzo di città, mi racconterai parlando con gli amici tuoi. Magari per gioco sopra la mia storia riderai per le mie sere stupide, dove fingevi un brivido. E con te ho speso tutta la mia età, e cosa che farò di quelle frasi scritte sul telefono? Stiamo noi la
mie canzoni preferite. Quindi loro lo sanno perché tutte le volte che viene proposta da qualche grande artista di Casa Peretti io lo dico, ma perché la verità, ragazzi di periferia mi ricorda un determinato momento della mia vita e come talvolta le canzoni osano entrare nell'anima, ma soprattutto le canzoni entrano nell'anima, si nascondono, perché dopo un po' si nascondono. E a un certo punto, senza chiedere, senza dire nulla, loro ti aggrediscono di nuovo e in quel momento lì ti ricordi dei momenti della tua vita passata che è come se li avessi vissuti ieri. Grazie. Sì, ti capisco, sai che voglio questa canzone... Voglio ringraziare Marzullo che mi ha scritto questa cosa. Grazie. Non è vero, sto scherzando. Qua non ci scriviamo niente, tutto ciò che succede è live, così. Senti Martina, tra un po' giocheremo, sono contento che iniziano a chiamare, anche perché questa sera, ragazzi, guardate che bel premio nascosto col cavolo che ve lo faccio vedere all'interno dello zaino, ma lo faccio vedere soltanto a Martina, così voglio capire se Vediamo. dovete indovinare la canzone, prendere, guarda che meraviglia. E questo è il premio, questo è il grande premio, è il grande, capisco quelli è il che stanno premio, chiamando già a questo già il punto. premio nascosto all'interno dello zaino, tra un po' giocheremo, ma visto che abbiamo fatto Gigi D'Alessio all'inizio, abbiamo fatto la Tatangelo come secondo brano e questi due hanno scritto, interpretato un brano insieme, bellissimo, che a casa sanno di sicuro, quindi a casa dividetevi, maschi da una parte, femmine dall'altra. Come ho detto prima, sulle mani da casa, Sulle perché mani- Nelle prove Martina a un certo punto si è fatta prendere bene sulle mani Luserna. Siamo io e te e due gatti. Ma mi sentivo Hai fatto gasata, due capito? gatti nel senso che ci sono veramente I due gatti. gatti. Adesso invece siamo in 10.000, quindi puoi dire sulle mani rete 7. Sulle mani rete 7. Se vuoi vai, Va bene. ti autorizzo a dire Grazie. sulle mani. È un mio sogno, capito? Un nuovo bacio. Negli occhi miei ormai ci sei. Chissà se con lo stesso sguardo vedi me negli occhi suoi. Allora sì, io devo dirtelo. Mentre provavo a non pensarti, ti pensavo sempre più. Siamo un po' troppo vicini adesso per scappare via. E tu non lo sai, prima di te c'è stato un altro che ha lasciato le ferite dentro me. Non aver paura, giuro amore, sono qui a difenderti. Con il tempo guarirò il tuo cuore cancellando i lividi. E per tutti i giorni che verranno ti respirerò. Tutti! Io ti dirò le cose dette mai. Di questo amore noi saremo gli angeli. Il mio petto da cuscino per la vita ti farà. Sembra cominciata già Una storia senza fine. Farò girare il mondo intorno a noi. Arriverà Natale senza nuvole. Le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà. nel tempo che verrà, il mio cuore ti sorprenderà. Na, 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 na. Che freddo fa, stringimi un po', riaccendi tutti i desideri quasi spenti dentro me. Con le dita sfioro il tuo profilo e poi mi fermo un attimo per giocare con i tuoi capelli che nel vento volano. Prima di scoprire un bacio nuovo che sapore avrà. Io ti dirò le cose dette mai. Di questo amore noi saremo gli angeli. Il mio petto da cuscino per la vita ti farà. Sembra cominciata già Una storia senza fine. Farò girare il mondo intorno a noi. Arriverà
non so come si sono lasciati sti due, però. No, me lo chiedo anch'io. Ma perché soprattutto? Perché c'è un Facciamo motivo? una petizione, Ma c'è- facciamoli tornare insieme. una, Per favore. una raccolta firme. Fondi, Tanto fondi anche. ma Gli ripaghiamo il matrimonio. No, non ne hanno bisogno. Vabbè, ma dici magari con i soldi, se gli facciamo la mazzetta, gli viene ancora più voglia. Io ho un'idea. Noi diciamo, no? Facciamo una raccolta fondi per far tornare Gigi D'Alessio e la Tatangelo e poi ci teniamo. No? Teniamo noi. Chi se ne frega di loro Sì, c'hai due. ragione. Tra un po' giocheremo, ma adesso un brano dedicatissimo. Stare senza di te. Perché a volte gli amici possono dire tante cose. Gli amici adesso avranno tante cose da parlare, poi mi riempiranno di consigli e di rimproveri. Perché adesso sto con te, noi due avevamo fino a ieri i nostri amori veri, sembravano per sempre, adesso invece siamo qui. E nessuno capirà che sto con te. E nonostante tutto e tutti, io corro da te. Contro corrente, contro la gente. C'è la mia vita che sta cambiando itinerario ed io fino a un momento fa, lo giuro, neanche lo sapevo. E adesso sto con te, ci siamo entrati lentamente nella pelle, poi ci siamo combattuti fino in fondo, fino a farci male. E alla fine hai vinto tu ed io sto con te. Ed è solamente amore se corro da te. Ci siamo presi, ci siamo arresi. Stare senza di te, io no. Stare senza di te non si può. Anche se poi in qualche parte del cuore ci scoppia di dolore. Oh, stare senza di te, io mai. Stare senza di te non potrei. Noi ci vogliamo e non ne ha colpa nessuno, nessuno. Visto da fuori in questa nostra storia, io faccio la parte di chi appende al chiodo l'anima. Perché adesso sto con te, ma lo sa Dio quanta fatica ho fatto invece io a raccontare a lei tutto d'un fiato, tutto di noi due. E lei che colpe non ne ha, ma io sto con te. Lei che è forte più di me, che corro da te. Ma questa vita non è una gita. Stare senza di te, io no. Stare senza di te non si può. Aspetteremo che torni in sereno da questo cielo in poi.
Martina, vieni qui con Ero me. fuggita un attimino. Sei fuggita, sì, ma è il momento di giocare, Martina. Torno. È il momento di giocare con i nostri amici a casa, quindi 378 40 80 506 per portarvi a casa uno dei nostri 5 premi, partendo dal buono ristorante del valore 50 euro, una sorpresa che abbiamo nascosto all'interno dello zaino, un buono formaggio, un buono carburante e la nostra spilletta. Alzo il volume del telefono e vado a rispondere al primo concorrente di questa sera, chissà chi sarà. Chi è? Pronto, chi sei e da dove? Sempre Mimmo. Mimmo c'è. Mimmo c'è. c'è. Mimmo. Sei pronto, Mimmo? 5 secondi o 15? 15 Enrico, grazie. Forza, Mimmo. Eccoti i tuoi 15 secondi. Tutto il Piemonte tifa per te. Eccoli. Mimmo, amico mio. È facilissima, ma non mi viene in mente. No, Mimmo, adesso sbatto la testa contro il muro. Mimmo, no, Dopo questa perdiamo Peiretti, è finito tutto. Mimmo, perché non mi dici il titolo? Lucio Dalla, però non mi viene in mente. Lucio Dalla, avevi indovinato. Grazie per aver giocato con noi, ciao. Ciao. Ciao, Mimmo, Mimmo. un abbraccione. Ciao, caro, ciao. Ero convinto di iniziare alla grande. Ho detto, Ma io pensavo metto un che pezzo facile Ti così. avresti dato anche un indizio, perché hai detto, caro amico mio. Brava, non l'ho Ho fatto detto, apposta. Non l'ho dai. fatto apposta, no. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Gilberto. Da Pinerolo. Buonasera Gilberto da Pinerolo. Ciao Gilberto, provi a indovinare con 5 secondi o con 15? Con 5 secondi hai due possibilità, con 15 ne hai soltanto una. Dimmi tu. Senti, 5, dai. 5, ok. Secondo Sì, me si può fare. Pronto? Sì, Vai. c'è. Beh. Si fa, dai. Parap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 a. Niente. Vabbè, grazie Gilberto, grazie mille, ciao. Ciao, sono PH Cantante. Ciao Ciao. Gilberto, ciao. Un brano, uno dei più famosi di Morandi, quando Morandi era alto così. Anche qua ha dato un aiuto comunque. Ho detto che... Beh. Beh. Quello che dici oggi è un aiuto per me, capito? Hai ragione, ma penso Magari a te. hai il dubbio e dici, lampo di genio. Hai capito, la Martina. Pronto, chi sei da dove? Ciao Enrico, sono Irma da Nichilino. Ciao Irma, dai che Ciao. questa sera ce la facciamo. 5 o 15? 15. Vai che questa sera io credo in te. Eccoti i tuoi 15 secondi, vai. Canto romane. Sì, Maria Bazzar. Allora, ci siamo? Vacanze romane? No, non vado in vacanza lì. No, non vado in vacanza lì. Roma. No, Mattia Bazzar è giusto. Sì. È proprio il titolo Non che è- l'hai sbagliato. È proprio il titolo Ah. sbagliato. Ma la canzone è quella. No, cioè, la canzone commesso è quella dei Mattia Bazzar, sì, ma non E è... come si intitola? Come si intitola occhio. Vacanze romane? No, vacanze romane. Roma, dove stai? Sei con me. Non è quella. No. Mi dispiace. Come si- Tanto, tantissimo. Ah. Grazie, ciao. Ciao. Niente, allora, ciao, un bacione a Martina. Ciao, grazie. Peccato. Troppo sicuri. Hai notato, Martina, troppo sicuri, perché dalle 9 vacanze romane invece se ascoltavi bene, attraversata da un brivido caldo. Brivido. L'ultima telefonata per questo tempo. Pronto, chi sei e da dove? Pronto? Sì, pronto? Buonasera, come ti chiami e da dove ci chiami? Da Torino. Da Torino, come ti chiami? Sono Rita. Ciao Rita, benvenuta. Sai come funziona il nostro gioco? Puoi scegliere 5 secondi e provare a indovinare con 5 secondi, così hai due possibilità Siamo di 15, scelta dai. con 15. Va bene Rita, questi sono i tuoi 15 secondi, eccoli.
Rita, si può fare, eh? Sì. Voto di memoria. No, davvero. Ruggeri. No. Ah, che peccato. Grazie Rita, grazie Voto di mille. memoria, ciao. Buona serata, grazie. Ciao. Quello che le donne non dicono. Adesso ci fermiamo soltanto 3 minuti di pubblicità, poi torniamo in onda con le vostre richieste e partiamo alla grande con i pinguini tattici nucleari. Già. Alla voce Martina, ma fra 3 minuti esatti. Pubblicità. Bentornati in questa seconda parte di Casa Peretti, sono le 20.34 ed è il momento di andare a leggere una vostra idea, una vostra richiesta arrivata al 3480 40 254. Vai Fabrizio, ciao Enrico, ci puoi cantare Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari? Grazie Nicole Anto da Venaria. Eccola per E voi noi la ragazzi. Siete pronti? Cantiamo. E se mai visto piangere, sappi che era un'illusione ottica. Stavo solo togliendo il mare dai miei occhi, perché ogni tanto per andare avanti sai, bisogna lasciar perdere i vecchi ricordi. Mi chiedi come sto e non te lo dirò, il nostro vecchio gioco era di non parlare mai, come due serial killer interrogati all'FBI. I tuoi segreti poi a chi li racconterai, tu che rimani sempre la mia password del wifi. E chissà se lo sai, per favore non piangere e non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene dalla prima elementare. E scrivevo tutti i miei segreti col pastello bianco sul diario, speravo che venissi a colorarli e ti giuro sto ancora aspettando. E se mai visto ridere, sappi che era neve nel deserto, ma ormai di questi tempi non mi stupisce niente. Ti chiedo come stai e non me lo dirai, io con la Coca-Cola, tu con la tisana dai, perché un addio suona troppo serio e allora ti dirò bye bye. Seduti dentro un bar poi si litigherà per ogni cosa, pure per il conto da pagare. Lo sai mi mancherà, per favore non piangere e non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene dalla prima elementare. E scrivevo tutti i miei segreti con un pastello bianco sul diario, speravo che venissi a colorarli e ti giuro sto ancora aspettando. E tu mi hai insegnato la differenza tra le ciliegie e le amarene, e io non la dimenticherò più. E ti auguro il meglio, i cieli stellati, le notti migliori e le docce di altri, dove tu forse non stonerai più. Per favore non piangere e non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene dalla prima elementare. E scrivevo tutti i miei segreti col pastello bianco sul diario, speravo che venissi a colorarli e ti giuro sto ancora aspettando. Per voi la voce di Martina. Brava Marti. Brava, mi piace. Mi piace questo brano. Mi
Mi piace l'idea di questo pastello bianco, mi piace tutto di questo brano, ed è un brano che non conoscevo molto bene. Nel frattempo, a proposito di colori, siamo andati via. fuori fuoco noi. Te l'ho detto che sono affezionata a questo brano poi. No, bello. Senti, avremo il tempo, sì dai, un paio di telefonate e poi abbiamo ancora altri brani molto belli, quindi vai a prendere le buste, vai a prendere le buste, noi mettiamo la grafica del giochino. Vi ricordo che se volete portarvi a casa un buono ristorante, una sorpresa molto bella, un buono formaggio, tante cose belle, dovete comporre il 378 4080 506 adesso io alzo il volume delle telefonate e vado a rispondere a chi lo sa. Pronto? Chi sei, da dove? Ciao, sono Mario da Torino. Ciao Mario da Torino, buonasera Mario. Proviamo a indovinare il brano stasera? Proviamo, io l'ho indovinato i brani, solo i numeretti che sono difficili. Sono queste faccine rosse che sono tremende. E allora, sei pronto Mario? Sì, direi di sì. Dimmi se 5 o 15. 15. Forza Mario, eccolo! Jolly. Attenzione, hai già la risposta. Soli, bravo Mario! Mario, questa sera è il tuo momento. Sei stato molto bravo a indovinare il brano di Toto Cutugno o di Celentano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quale busta vuoi? Vai Mario! Proviamo la 7. La 7, vai Mario, eccola. Proviamo. Dai Mario. Mario! Mi sa che batto Sabrina, dimmi. Non ho capito, cosa hai detto? Non mi batto Sabrina che ne ha fatte 7-8 testine rosse, io sono già 4. È una bella gara. Ma attenzione Mario. Che macchina hai Mario? Ho una Tucson. Ecco, benzina o diesel? Diesel. E allora ti regalo 10 euro di diesel. Bravo Mario! Sì! Grazie molto. Finalmente! Bravo Mario, mi raccomando Mario, una cosa fondamentale perché tutto si concluda bene, devi mandarmi un messaggino al 348 80 40 254, un WhatsApp con nome e cognome e cosa hai vinto. Sì, grazie. Grazie Mario, bravo. Tony a te e Martina. Ciao Mario, ciao. Grazie, ciao. Che bello! Finalmente! Mi raccomando, No, ma oggi proprio siamo a dei livelli. Ragazzi, è il caldo, siamo quasi vicini alle vacanze. Io già di solito anche d'inverno non capisco un tubo, figuriamoci d'estate a 40 gradi. Pronto? Chi sei, da dove? Ciao, sono Carla da Volvera. Ciao Carla da Volvera. Carla, sei pronta a giocare con noi? Sì. 5 o 15? 15. E allora Carla, mi raccomando, devi abbassare a 0 il volume della TV per non avere ritorno, così puoi sentire bene le note della tua canzone. Questi 15 secondi che partono adesso. Grazie. Che canzone? Amica titolo non lo so. Guarda che era partita bene. Titolo. La prima parte del titolo è anche giusta. Tiziano Ferro. Non me lo so spiegare perché non sei riuscita a indovinarlo. Però grazie per aver giocato con noi. Riprova domani. Grazie a te. Ciao, arrivederci. Ciao. Questa l'hai messa anche venerdì, mi sa. Sì, ma le canzoni girano. No, ma perché ero a casa a guardare la puntata. Mi giro io e non faccio. Adesso chiamo io, dovevo chiamare io. Perché è una delle mie canzoni preferite. Pronto? Chi sei e da dove? Ultima telefonata di questa sera. Pronto? Ciao Enrico, Luca e Daniela. Ciao Luca, Daniela da Ciao. Ceva. Ciao Martina. Ciao. In quel di Ceva che si dice? Sto mangiando il gelato e adesso mi si sta sciogliendo in mano. Occhio solo, perché se hai il gelato da una parte e il telefonino dall'altra, occhio che quando faccio partire i secondi non mettere il gelato vicino all'orecchio. Cioè, a volte uno non capisce bene, no? Dice 5 o 15 secondi.
15. 15, questi sono i vostri 15 secondi. Forza ragazzi, tifo per voi. Eccoli! Sì, è quella, Daniela, è quella. È quella che stai cantando. È quella. Il titolo Dai. non lo sappiamo. Non mi Dai. viene. Niente. Grazie per aver giocato, amici miei. Ciao. Ciao, buona serata. Ciao. Chiudiamo questa sera con una sola busta aperta, ma per fortuna non è una faccina rossa. Sì, quindi non dobbiamo aprire tutto. Perché non ha chiamato la povera Sabrina? Ma Sabrina magari ci ha provato, ma non l'abbiamo preso. Tempo è finito, sono le 20:44. Noi ci fermiamo soltanto 2 minuti, poi torniamo in onda con una vostra richiesta bellissima dal titolo Con me, ma dopo la pubblicità. E questo terzo tempo inizia con una vostra richiesta. Vai regia, grande regia questa sera del nostro Fabrizio Super Fabri. Ciao Enrico, grazie come sempre per l'ora spensierata che ci fai passare. Se non è facile chiederti una canzone, so che non è facile. Con me di Roberto Murolo e Mia Martini. Grazie, a presto. Osvaldo da Venaria Reale. Eccotela. Facciamo anche questa. In un modo un po' nostro. Vabbè, giusto. Che bella canzone però. Chiedo scusa a tutti i napoletani ascolto perché sto cantando anch'io un sacco. C'è stanno parole più belle che te pigliano ben parà. Come se fa a dormire dall'anima capopura, se tu non scini a fondo non ne ho posso avere, no. Come se fa a capire soltanto adesso la cantiamo insieme, amici a casa. Sei pronta, Marti? Partiamo con A Cum Se Fa, ok ragazzi? Tutti insieme, anche Fabrizio in regia.
Prima di andare a leggere tutti i messaggi, diamo voce a colui che ci ha fatto incontrare il nostro testimone, Esatto. chiamiamolo così. Signore e signori, il manager Agostino Poggio, perché è qui che deve fare dei saluti. Faccia i saluti, Poggio, faccia i saluti. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie a Enrico, a Rete 7, a tutti, perché grazie a voi siamo qua e ci divertiamo e facciamo conoscere queste ragazze. Ultimamente Marti è sempre qua, è sempre sul pezzo, perché oltre a essere molto bravi, lo dico sempre, il vestito di un artista, il corredo di un artista è fatto oltre che dal talento, dalla perseveranza. Questo, grazie per l'applauso. Volevo salutare il mio amico Simone Vezzoso di Spigno, capocantoniere, poi Sonia Ponga, top perché è la presidente del fan club, di Enrico Peiretti, sempre gentilissima, che condivide i miei post, e poi Francesca Pogliano, che è un'ottima discografica di Torino, con cui inizierò una collaborazione la prossima settimana. Ecco, ciao a tutti. Che bello, ogni volta che sei qui hai dei progetti pazzeschi. Mi piace tantissimo. E adesso resta qui, che andiamo a leggere tutti i messaggi. Andiamo a leggere i messaggi arrivati fin qui. Vai regia, eccoli. Ciao Peiretti, un saluto da Caterina di Rivarossa, un abbraccio dal Gran San Bernardo. Bravo, continua così, sei un nostro fans. Beh, sono contento. Sono fans anche di qualcuno io. Grazie Caterina, grazie Rivarossa, Ciao. grazie, ciao, buonasera a tutti voi di Casa Peiretti, sempre presente. E grazie di ciò Silvia Mottalciata, grazie. Ciao. Piccolina vi segue sempre assieme a Papadino e mamma Patrizia e mi ha detto quanto è brava Martina assieme allo Special One Peiretti. Un caloroso abbraccio da Alessandria. Io impazzisco. Condurre una trasmissione televisiva può dare dei problemi, ma ce l'hai sempre fatta perché hai visto il buono che c'è intorno a te, senza lamentarti. Saluti, Rotellini Carlo Corio. Grazie Carlo, intorno a me e probabilmente anche dentro di me. Buonasera in musica Fabio Brichelasio, ciao Fabio, grazie. Buonasera Enrico, buonasera Martina. Anche questa sera sono con voi, grazie per la bellissima compagnia. Un caro saluto da Stefania da Rondissone. Ciao Stefano. Ciao Stefi, grazie Stefi. Ciao Enrico, ciao Martina, complimenti a Martina per la voce, sempre potente. Enrico, rispondo al tuo appello sul look della scorsa puntata. Guardando solo a ieri sera, ma è tutto il percorso da quando seguo Casa Peiretti, apprezzo molto la tua spontaneità e la semplicità nel saperti valorizzare al meglio. Nel complesso sei assolutamente promosso. Buonasera Maria da Torino. Ciao Maria, grazie. Perché ieri ero vestito con una maglietta rossa e i pantaloni bianchi e sembrava un'infermiera. Poi gli ho detto no, a me piace essere, come ha detto Martina, io sono questo, spontaneo, dietro e davanti alla telecamera. Ciao Casa Peiretti, buonasera, bravissimi. Martina simpaticissima, bravissima. Michela da Torino. Ciao Michela, Michela, grazie. grazie. Ciao Enrico, sono Samuele di Nizza Monferrato. Volevo chiederti di Se cantarmi mi cantavi Rossetto e caffè. Va bene Samuele. Si fa. Magari già domani sera con Azzurra, dai. Grazie per averci ricordato. Ieri sera è stato un piacere conoscervi al concerto di Arisa. Grazie da Monica e Roberto di Rocca de Baldi. Ciao Monica, ciao Roberto. Questo messaggio ha un valore enorme, perché quando parli di Casa Peiretti con chi non ha mai visto Casa Peiretti e ti seguono, e poi il giorno dopo ti mandano anche un messaggio. Grazie amici, grazie. Enrico, ma il jingle che ho creato per voi me lo manderesti in onda una volta sola? Bravissima Martina, Andrea di Borgo Masino. Sai perché Andrea non lo mandiamo ancora in onda? Perché ci sto pensando seriamente che possa diventare la futura sigla e quindi preferisco ancora cudirlo, coccolarmelo, ok? Un saluto dal campanile più alto del Canavese, Simona da Valperga. Ciao Simona! Ciao. C'è la foto? Perché Martina l'anno scorso ha vinto il festival Le Note d'Oro di Valperga. Hai capito Martina? Ciao! Chi ha orecchie per ascoltare avrà occhi per osservare, non solo vedere. E un cuore per amare, oltre che per vivere e respirare. Ehi là là! E chi sei? Chi è? Marzullo. È sempre lui, è sempre lui. Ci Niente. segue. No, ma poi mi chiama alla sera, dovevi dire questo. Eccomi qua, un grande saluto a voi due, lo dice Chiara, grazie Chiara, Ciao, grazie, Chiara, grazie.
E poi cosa abbiamo? Ragazzi, che bella serata, che bella serata. Ciao Enrico, sempre belle canzoni Casaperetti. Bentornata Martina, ci fai sempre emozionare con la tua voce incredibile. Brava. Massimo da Venaria. Grazie Massimo, ciao. Che grande voce Martina, viva Casaperetti, Giovanni e Silvia d'Alessandria, grazie ragazzi. mille. Ricordo che domani sera ci sarà qua Azzurra, giovedì abbiamo Claudio, venerdì ci sarà Alessia, ragazzi, ciao Enrico, bravissima e simpaticissima Martina, Cinzia da Carignano. Grazie mille, Cinzia, Ciao Cinzia, grazie, dobbiamo andare veloci, andiamo veloci. Buonasera a tutti gli amici di Casaperetti, alla splendida Martina, Daniele d'Alessandria, ciao Daniele, grazie. E poi ciao Enrico, sono sempre io Renata, questa sera oltre a salutare te immancabilmente vorrei salutare la tua ospite Martina, che è molto brava e anche molto simpatica, con affetto e simpatia. Ciao, buona serata. Grazie Renata. Ciao Enrico, siamo Simona, Sergio e Stella da Torino. Che belle canzoni stasera, adoro sempre Gigi D'Alessio, quindi per me serata top. Possiamo chiederti la genesi del tuo cuore di Irama? Grazie, un caro abbraccio. La sa lei, la prossima settimana, fra 7 giorni esatti, martedì prossimo, come ogni sera dalle 20 alle 21 ascoltiamo Casaperetti e non ci siamo per nessuno. Salutissimi, Mario da Torino, bravo Mario, fate come Mario, tutti. Ciao Enrico, complimenti per la tua interpretazione di Stare senza te, stupendo. Martina meravigliosa, hai riempito nostra casa con il tuo sorriso fantastico. Titti e Giovanni, grazie ragazzi, grazie Titti, grazie Giovanni. Poi regia, quanto manca? Manca un po', sono 56, devo chiudere 58, mancheranno. Come salutai? Io ho 58, sono 56. Manca 2 minuti. Via, 57. Sì, buon anno a tutti. Grazie Agostino Poggio, sei sempre strepitoso. Grazie a voi, grazie a Martina, Enrico, alla regia, a Rete 7, a tutti, al pubblico da casa. Signore e signori, Noi ci vediamo martedì. Meravigliosa, sei un qualcosa di pazzesco. Io non ho più parole per descrivere Martina. Grazie a ognuno di voi, grazie Fabrizio. Ci vediamo domani sera per una puntata di Casaperetti. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao.